Il 29 novembre CGIL e UIL di Venezia saranno in piazza per lo sciopero generale. Ci troveremo al piazzale della stazione alle 9, ci sarà un lungo corteo con tutti i lavoratori. Accanto ad uno sciopero generale che si protrarrà lungo l'intera giornata di venerdì contro la manovra del governo Meloni che secondo CGIL e UIL condanna lavoratori e pensionati a 7 anni di austerità, la mattina Mestre ospiterà una manifestazione che si concluderà con interventi di lavoratori e lavoratrici del territorio sul palco di piazzale Donatori di Sangue. Questa mobilitazione è anche contro la violenza sulle donne, è una mobilitazione che mette al centro il lavoro, i salari, il fisco e lo mette anche in una chiave di genere. Per illustrare i motivi della mobilitazione, CGIL e UIL hanno organizzato oltre 400 assemblee. Lo sciopero è nazionale ma con implicazioni locali. Nella finanziaria non c'è traccia di fondi per la legge speciale, per la proroga della ZLS o per il rilancio di Porto Marghera. E nel veneziano, dal 2021 al 2023, le domande di NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione, sono passate da 34 a 43 mila. Tra il primo semestre 2023 e il primo semestre 2024, le ore di cassa integrazione sono cresciute del 123%. Saremo tutti assieme per protestare contro i contenuti di questa legge finanziaria che non dà risposte, che non dà prospettive per il futuro. Bisogna lavorare sul cuneo fiscale, bisogna lavorare sulle pensioni e sulla tenuta dei salari. A proposito di salari, l'elaborazione di CGIL e UIL sui dati INPS 2023 in provincia di Venezia rivela che in tutte le tipologie di contratto le donne guadagnano nettamente meno degli uomini, complessivamente quasi 9.000 euro in meno l'anno, pari al 33% in meno dei colleghi. Che servono politiche diverse rivolte alle donne e politiche che determinano adeguate retribuzioni per tutti, la difesa del sistema sanitario e una riforma delle pensioni che anche qui guardi alle donne e al genere femminile che sono troppo spesso penalizzate.